Vin Disa il vin contada chi il vin lo fa, lo produce, lo migliora, lo studia, lo promuove. In cuoco abbiamo ospite Angela Maculan dei Cantine Maculan. Buongiorno Angela. Ciao il canaglia, ciao, ben ritrovato te e i tuoi ascoltatori. Come nasce il Cantine Maculan? Questa è la sua storia. Rappresento la terza generazione della mia famiglia a lavorare in azienda. Noi siamo la Cantina Maculan, siamo a Breganza, in provincia di Vicenza, proprio nel cuore della DOC Breganze, che non è una DOC grandissima, va circa da Bassano fino a Thiene, arriviamo alla seconda cerchia di colline, appena sotto Salcedo, fino a Sandrigo. E la nostra azienda è stata fondata da mio nonno nel 1947, anche se devo dire la verità che il mio bisnonno aveva una piccola osteria, il Casoin, e faceva vino per l'osteria. È stato poi durante la seconda guerra mondiale che mio nonno Giovanni ha iniziato a fare vino in quantità maggiori e ha deciso poi nel 1947, a guerra finita, di fondare, di costruire la cantina e di provare questa nuova avventura. All'inizio non aveva vigneti, acquistava solamente uva, faceva vino di bassa qualità, in realtà come tutti negli anni 50 e 60, venduto in damigiana e in bottiglione col tappo Corona. È stato poi mio papà Fausto, dopo aver studiato enologia al Cerletti a Conegliano, ad arrivare in azienda negli anni 70 e a cambiare completamente lo stile dell'azienda, per cui quantità più piccole, quantità minori, qualità più elevata. Non è stato un processo semplice ovviamente, è iniziato andando a vedere cosa facevano le altre cantine in giro per il mondo e portando a Breganze tutto quello che poteva portare a Breganze, tecnologia, attrezzature, tutto quanto. Il vero cambiamento è arrivato nel momento in cui ha realizzato che se vuoi fare vino di alta qualità devi partire da un prodotto base di alta qualità, cioè l'uva. E quindi ha iniziato prima a prendere in affitto e poi ad acquistare vigneti e iniziare a piantare appunto dei vigneti più moderni. Oggi abbiamo circa 50 ettari da proprietà affitto, acquistiamo ancora un 10-15% dell'uva che lavoriamo da produttori della zona che collaborano con noi ormai da 20-25 anni e la produzione totale è di circa 650.000 bottiglie. Quali sono i prodotti di punta dei Cantine Maculan? Principalmente vino rosso, circa il 50% della produzione è vino rosso, il 30% è vino bianco e il 20% è vino dolce. I classici vini veneti, quindi a base di Cabernet, Sauvignon e Merlot, un po' di Pinot Nero, il Marzemino, che è l'unica varietà rossa autoctona che coltiviamo, Tai, che è il nuovo nome del vecchio Tokai friulano, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Sauvignon, Chardonnay e quella che io chiamo sempre la regina di Breganze, che è l'uva vespaiola, che viene usata per fare il vespaiolo, ma viene anche appassita per fare il torcolato, di cui magari vi racconterò un'altra volta. Come sei che vi può contattarvi? Per contattarci potete mandare un'email a info@maculan.net, visitando il nostro sito chiaramente scoprirete un po' più della nostra storia che è www.maculan.net, oppure ci trovate sui social, Instagram è Maculan Wine, mentre su Facebook siamo Cantina Maculan. Ringraziamo Angela dei Cantine Maculan. Grazie ancora ai canaglia, è sempre un grandissimo piacere e ci vediamo alla prossima. E gli altri andiamo avanti con Garangheo e il Veneto Sebeo.